Ciao ragazzi, avete presente quando si dice l'imprenditore della porta accanto che produce cose straordinarie? Meraviglie magari della tecnologia che a loro volta sintetizzano un percorso fatto di innovazione, di creatività, etica, rispetto ambientale, chi più ne ha più ne metta? Meraviglie che spesso sono nascoste dietro la porta di un capannone. Questo è il capannone della Tecpa e della Mada, due aziende tra di loro collegate, attive da circa una ventina d'anni nel settore dell'automazione industriale finalizzata alla produzione di linee di confezionamento e di imballaggio per l'industria alimentare. Pensate che le maggiori firme di questo mondo, il mondo industriale alimentare, passa da questa azienda per la fornitura di questi macchinari di altissimo livello, perché qui si combinano elettronica e robotica. E tutto è frutto dell'intuito e della passione di Riccardo Pasetto, il suo vulcanico titolare, che ha messo a frutto per l'appunto la sua passione per l'elettricità e per la robotica, andando a individuare un mare di opportunità, facendone il trampolino per individuare un mare di opportunità che prima ha intravisto e poi ha cavalcato. È partito tutto nell'89, quando ho deciso di intraprendere l'attività, diciamo, in proprio, invece che prima ero come dipendente in una nota azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto, e sono partiti in due soci e nel 2000 sono partito da solo e siamo arrivati qua. Ho cominciato con un dipendente, con un ingegnere, con un'impiegata, finché adesso siamo in un centinaio di persone che collaborano assieme a me. Le unità operative sono fondamentalmente due, elettrica e meccanica, e sono divise fra di loro in due branche, la progettazione e l'esecuzione. Dal punto di vista meccanico abbiamo un gruppo di disegnatori, per la precisione una decina di disegnatori e una quarantina di meccanici che lavorano sia in officina sia all'esterno per il montaggio e la messa a funzione degli impianti. La parte elettrica invece è divisa in tre parti, è divisa come progettazione, come programmazione dal punto di vista di ingegneri che programmano e fanno i software, e poi c'è la parte dell'officina che fa l'accablaggio dei quadri e la messa in servizio, diciamo, fuori azienda dai clienti e così via. Per Riccardo tutto questo è la sintesi di un percorso che peraltro è in continua evoluzione, perché la ricerca e l'innovazione non sono mai fermi e, come dice sempre lui, nella vita c'è sempre da imparare e da migliorare, anche per quanto riguarda il rispetto ambientale. E qui arriviamo al gioiello tecnologico. Questo non è soltanto un capannone, è qualcosa che va molto più in là. Pensate che questi sono circa 10.000 metri quadrati divisi tra uffici, officina e reparto di assemblaggio. Quindi pensate cosa possa voler dire riscaldare e climatizzare una struttura del genere. Ebbene, sappiate che qui dentro lo fanno senza alcun ricorso ai combustibili fossili, ma soltanto utilizzando fonti di energia rinnovabili. E sapete come? In vari modi. Ad esempio con il fotovoltaico, perché grazie all'impianto installato sul tetto c'è la possibilità di produrre fino a 400 kWh. Ma soprattutto, e questo è il vero gioiello, grazie alla geotermia. Pensate che sono state scavate fino a 100 metri di profondità e piazzate a 100 metri di profondità ben 125 sonde. Poi, grazie alle pompe di calore, l'acqua che arriva dal sottosuolo viene riscaldata o raffreddata a seconda della stagione per permettere la climatizzazione o il riscaldamento, e poi l'acqua viene remessa nel sottosuolo, cioè si sfrutta il calore della terra. Quindi energia pulita che viene irrorata per quanto riguarda il riscaldamento attraverso l'impianto sotto il pavimento per tutta la superficie aziendale, e per quanto riguarda invece il raffrescamento attraverso ben 12 km di tubazioni installate sui soffitti. E il prossimo step sarà l'energia eolica, perché a breve verranno installate due grandi pale di 50 metri che consentiranno l'approvvigionamento di altri 75 kWh. Tutta questa energia poi verrà convogliata in un gruppo di continuità in grado di sviluppare una potenza di 600 kWh, che a sua volta sarà sufficiente per garantire il fabbisogno energetico di tutta la struttura per tutto l'anno, giorno e notte. Come si traduce questo in termini di rispetto ambientale? Significa risparmiare almeno 200.000 metri cubi di metano e non immettere in atmosfera qualcosa come 500 tonnellate di anidride carbonica. Ho investito così tanto per un motivo molto semplice,
perché l'innovazione è nel mio DNA e questo doveva essere la dimostrazione che è un'innovazione. Ho investito così tanto perché sono convinto che si possono fare delle cose che erano fino a qualche tempo fa impensabili, e ho dovuto ho dovuto anche diciamo fare di testa mia, perché gli studi tecnici che dovevano affiancarci in questa avventura avevano dato il forfait, oppure avevano detto che non era assolutamente remunerativa, assolutamente non conveniente. Io sto dimostrando che con metà del budget che loro avevano diciamo, messo in previsione stiamo facendo delle cose assolutamente egrese. Noi abbiamo visto che nei giorni addietro, per mantenere quasi quasi 8.000 metri in questo momento siamo in grado di riscaldare, con 25 kW elettrici noi avevamo un 22-23 gradi negli uffici e un 18-19 gradi in tutta l'area produttiva dal punto di vista meccanico, cioè che sono dei numeri altissimi, diciamo, dal punto di vista termico. Questo dovuto al fatto di come abbiamo impostato il sistema di riscaldamento e da come abbiamo impostato il sistema di produrre il caldo per noi. Come si fa a essere innovativi? Rischiando, bisogna rischiare, avere anche le capacità di capire qual è la soluzione che può andare di più, quella che può andare di meno, e soprattutto il vestito che può andare bene al cliente, perché noi facciamo tutti i vestiti, tutte cose su ordinazione, cioè non facciamo una cosa mai uguale all'altra. Da qualche anno in azienda sono arrivati anche i figli di Riccardo, ovvero Ilenia e Damiano, quindi c'è una sorta di continuità di missione per una storia che potremmo definire da nord-est, perché gli ingredienti ci sono tutti: il talento, la creatività, le idee innovative, la ricaduta sociale ed economica sul territorio, la famiglia. Perché alla fine un'azienda, come dice Riccardo, non è soltanto un luogo in cui si produce, è soprattutto un luogo in cui l'imprenditore scrive la propria storia. Lei di fuori guarda questo stabilimento, che cosa pensa? Ma io è una cosa che provo quasi, direi, tutte le volte che vado via o che arrivo in questo sito, che arrivo dalla provinciale, a volte stento credici che tutto questo sia una cosa che io ho realizzato e che io sto usando e che io soprattutto do, diciamo, del lavoro delle persone, perché io quando arrivo sul piazzale e vedo che il piazzale è pieno di macchine e tutta questa gente lavora per me, io provo due sensazioni molto fondamentali e semplici. La prima è un minimo di orgoglio per dire, insomma, c'è della gente che lavora per me così, ma quella più importante, quella più fondamentale che mi gratifica molto è che dico, e che mi impegna molto anche e soprattutto, è che dico, questa gente a fine mese conta su di me per pagarsi l'affitto, per andare a fare spesa, per andare in ferie, per andare a fare quello che loro hanno bisogno di fare. E quando vedo un mio dipendente che cambia la macchina o che compra la casa così, io sono il primo a essere contento, perché vuol dire che ho fatto centro dal punto di vista di dargli del benessere, di dargli delle soddisfazioni personali. C'è qualcuno che sente di dover o poter ringraziare per il successo a cui lei è arrivato? Ma sì, io ringrazierei tutta la gente che mi gira attorno, cioè in primis dai miei familiari, in primis dai miei collaboratori, ma io avevo fatto una prerogativa quando sono partito a fare questo lavoro con i miei figli, con mia moglie e tutti quanti, di dire, cioè io devo impegnarmi in questa cosa e chiaramente impegnandomi in questa cosa devo, passatemi il termine, trascurare o limitare il mio impegno in altre cose. Quindi diciamo, come si dice, il tempo dedicato ai figli, il tempo dedicato alle ferie, tutte queste cose è chiaro che è stato un compromesso. Io ricordo sempre una frase molto semplice che mi viene ancora i brividi quando la ripeto. Mia figlia aveva 7 anni, compie gli anni il 23 di agosto e quando le ho chiesto cosa vuoi Ilenia come regalo mi ha chiesto un giorno di ferie. Però adesso lavora con lei.